Oggi nell'assestamento di bilancio è passato un importante ordine del giorno che chiede cosa? Chiede, in virtù degli eventi atmosferici del 19 e 20 luglio che hanno martoriato la nostra regione in tante sue parti, in alcune ancora di più come la Riviera del Brenta, abbiamo impegnato la Giunta ad utilizzare risorse proprie, non solo quelle che si chiedono da fuori, ma anche risorse proprie per intervenire, visto che il bilancio lo permette e lo prevede, su questi territori che probabilmente non avranno una seconda chance se non si interviene subito e immediatamente. I consiglieri del Partito Democratico, Jonathan Montanariello e Francesca Zottis, sono riusciti a inserire e approvare nell'assestamento di bilancio in Consiglio regionale un ordine del giorno che segna nero su bianco un impegno della Giunta regionale sul fronte dei risarcimenti alle popolazioni danneggiate dalle violente ondate di maltempo dello scorso 19-20 luglio. In tal modo imprenditori, artigiani e residenti delle zone colpite come la Riviera del Brenta, dove la catastrofe ha avuto pesanti conseguenze, potranno contare, oltre che alle risorse del governo, qualora non bastassero, a fondi stanziati dalla regione. Oggi con questo ordine del giorno chiediamo, in virtù di una legge regionale che esiste, che permette il finanziamento di quelle che sono anche le catastrofi legate a calamità non prevedibili al momento del bilancio, che attualmente è una giacenza di 1,8 milioni, chiediamo che la Giunta, dopo la gestione che sarà decisa commissariale o no, non si vedrà, ma il riconoscimento se avverrà dello stato d'emergenza da parte del governo e eventualmente la gestione commissariale, la Regione con fondi propri si dovrà attivare per ristorare e integrare laddove eventualmente non ci sarà una copertura dovuta a fondi terzi che arriveranno. Noi citiamo esclusivamente nel nostro ordine del giorno la Riviera del Brenta, proprio perché è una delle zone maggiormente non colpita, ricolpita dopo il tornado che c'è stato.